C'est la vie. And when you're down, you will be high again, you see. Everything will turn out fine, cause c'est la vie. And in the end, the bottom line is c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Buonasera. Buonasera. Io sono molto emozionata, benvenuti a Ci Vediamo a Via Veneto, sono molto emozionata perché oggi si intervista una diva. Se le emozioni fossero tutte queste, guardi, non ci sarebbero, perché io sono una persona molto semplice, anche se ho fatto una grossa mole di lavoro. E adesso qualche domandina gliela faccio, ma volevo darvi il benvenuto come si deve. Benvenuto a Carlotta Bolognini, Grazie. Organizzatore generale della cinematografico, e Antonella Lualdi. Non ha bisogno di presentazioni, però insomma è bellissima poi, vedete? Sì, ancora una bellissima bene, donna. ma questo lo dobbiamo chiedere all'operatore dopo, privatamente, chiediamo se sono risultata bene o male, però non fa niente, le persone che mi vogliono bene, in genere uno non guarda il lato estetico degli altri, innanzitutto c'è il cuore che arriva, e la luce negli occhi, che ha. la personalità, la bontà, l'intelligenza, tante cose, le affinità elettive poi sono importanti. Prima di tutto oggi ci sta comunicando proprio con la sua persona, con quello che trasmette, c'è una forza interiore molto forte e quindi mi trovo già avvantaggiata nel fare questa intervista. Abbiamo un libro, Sì. lo abbiamo in primo piano. Antonella Lualdi, Interlenghi, perché ha condiviso con suo marito 40 anni. Qualcosa di molto importante nella mia vita, sì. Io, Antonella, amata da Franco. Però in realtà questo libro è veramente ricco perché non parla solo di Franco Interlenghi, ma della sua famiglia, perché sua madre greca, Sì. e suo padre italiano. Sì. Beh, un connubio niente male, si sono incontrati casualmente nel Libano, dove io sono nata, a Beirut. Questa madre greca era lì da una zia perché era piccola, aveva solo 16 anni, e incontrò mio padre che era a Beirut mandato dagli italiani a costruire una parte del ingegnere, quindi da Beirut si spostava ad Aleppo. Ci tengo a citare queste due città perché sono quelle più sono state rovinate da tanta bellezza, avevano uno splendore. Beirut era considerata la Parigi del Medio Oriente, c'era questa luce costante, questo voler divertirsi sempre, insomma io una luce ho un po' ricordi che si è spenta dell'infanzia molto belli, quindi è chiaro, scrivendo una biografia uno inizia soprattutto con i miei inizi, che sono abbastanza belli. Cosa le ha regalato la famiglia? La famiglia? Che cos'è per Antonella Lualdi la famiglia? La famiglia è qualcosa che ti dà una sicurezza, un peso, un voler costruire qualcosa. I padri questo insegnano ai figli, che loro fanno tanto per i figli e poi a loro volta i figli fanno poi per i loro figli e via di seguito. Ma questo voler trasmettere ad ogni costo delle cose positive, la famiglia io l'ho trovata anche nel cinema, perché il cinema ti unisce per un lungo periodo, fa convivere le stesse persone per tanto tempo, dove ci sono gli stessi screzi che ci sono in famiglia, in quella reale, nel senso che se io ce l'ho con la Bolognini, vedo che Carlotta annuisce giustamente perché sa qualcosa, con lo zio lei insomma senza complimenti, come farei con mia figlia, certo, e come mia madre faceva con me e con le sue amiche, quindi insomma è un rapporto profondo. L'importante è sentire certe cose.
È un rapporto C'è chi ha profondo. la Con possibilità. Bolognini, ad esempio, ecco una piccola parentesi, insomma, ha fatto con Mauro Bolognini 3 film, insomma, una grande regista. Infatti, mi sento quasi parente, quasi parente, perché Sì. Mauro Bolognini aveva un affetto per me incredibile. Quando arrivavo sul set, ecco la mia sorellina sta arrivando, ero la sua sorellina, e abbiamo girato 3 film, ma sono i miei 3 film più belli di tanta carriera che non Io glielo La devo notte chiedere. brava, gli innamorati La notte brava e Giovanni Maria. E Giovani, sì, La notte brava, bellissimo. Cioè, ho Bellissimo. cominciato con con Gli innamorati, dove ero più piccola, c'è Poi Giovani Mariti. Franco, e poi Giovani Mariti, e poi poi La notte brava, dove c'era il personaggio, diciamo, nuovo per me e per la mia carriera, perché ho fatto sempre l'ingenua. Della mi lanciò come ingenua perché si è assunta la responsabilità di definirmi ingenua, perché lo ero sul serio. Però io sul carattere avrei qualche domanda, ma prima lanciamo un attimo di pubblicità e torniamo subito. Eccoci qua, dicevamo Antonella Lualdi, però prego prendiamo il caffè altrimenti si fredda. Sì. E dicevamo proprio l'ingenuità. Antonella Lualdi Grazie zia. ha una bellezza che non ha bisogno di molto trucco, secondo me. È questo che è piaciuto fin dall'inizio, nel senso la bellezza acqua e sapone. Sì. E dall'inizio, proprio all'inizio, non sapevo neanche truccare. Dice proprio non c'era il problema. Non c'era scampo, ero così com'ero e piacevo evidentemente, perché erano state lanciate le maggiorate fisiche, che Bene. erano delle bellissime Bene. donne, quindi anche truccate, anche pettinate bene. Io ero un pochino così. No, proprio acqua e sapone, la Acqua e bellezza sapone, proprio molto naturale, e quindi c'era a distanza di tempo mi accorgo che c'era un senso di protezione da parte di chi mi circondava e anche del pubblico che poi mi ha conosciuta e ha tifato per il mio fidanzamento e poi matrimonio con Franco Interlenghi. ecco lì Si sono sul set, identificati. l'amore sul set. Sì. Come vi siete conosciuti? Sul set. E innamorati. Così. Ma io mi sono fatta valere. No, anche se mi piaceva e tutto, ma no, avevo Non l'ha la dato mia a vedere subito. educazione ferrea di mia madre, per carità, l'uomo, no, la distanza, quindi un po' terrorizzata da mia madre, poi con lei presente sempre, quindi, Dice questa presenza costante. sì, costante, e comunque quando le cose ci sono nel cuore, insomma, e senti che batte anche dall'altra parte, entrambi, poi ci vuole poco per capire certe cose, no? Non si può fingere. Molti matrimoni non erano così veri come il nostro. E per farlo invece poi, perché l'amore è durato, l'amore È durato sempre. E poi quando ci sono state Certo. delle situazioni, ce le siamo dette, cioè non è che ci siamo C'è stata nascosti. sincerità. Sì, c'è stata la verità, e la verità Ha fatto male in quel momento? ha fatto bene, perché eravamo sicuri di agire per il meglio. E poi quando Franco si è ammalato mi è bastata una piccola parola non so se Antonellina o Stella mi hanno detto: sai papà, non sta bene, credo che la tua presenza sarebbe molto gradita. Io dopo 5 minuti avevo già la valigia pronta, sono piombata in casa e non l'ho lasciato più fino alla fine dei suoi giorni, e mi sono 2015. occupata di lui, della sua malattia, e purtroppo Era un legame talmente forte che neppure la distanza
a volte no, ci si allontana, no? Sì. Per un momento, e questo forse è successo nella vostra relazione, ma quello che mi sorprende è vederla e sentirla quando dice che comunque non è, anzi, non è, forse la distanza addirittura ha rinsaldato, ha rinsaldato questo questa forza che c'era in noi tutte e due, perché lui sempre molto ironico, come era il suo carattere da romanaccio, mi prendeva in giro, ma tu non sei capace neanche di fare 2 uova al tegamino, non so, queste cose. Oggi però non c'è tutto questo, secondo lei perché oggi si sentono sempre più divorzi, separazioni, sempre continuo, ma non c'è la volontà non di... so, io C'è più sì, pazienza, ho visto c'è molte volontà. coppie anche nel cinema, ci sono state, ci sono. La nostra è stata una coppia struggente, nata da noi da ragazzi, eravamo ragazzini, eravamo giovani, io non avevo avuto fidanzati, lui ne aveva una a metà che però diceva no, che non gli piaceva, non la sentiva, Non era importante. non la sentiva come moglie, dice questa non potrà mai essere mia moglie. Evidentemente non so quello che si dicevano loro, però Dice so quello che è successo. non so che cosa, lei dice no, non la posso sposare, lei voleva sposarlo, ma poi ho avuto, sa, come tutti gli uomini, ho avuto tante proposte di matrimonio. Immagino. A casa che si presentavano con i fiori, a casa ecco. della madre, sì. Beh, ci credo. No? Da una parte era lusingata, come giustamente deve essere, però come ha perso la testa, proprio con me è andato dritto per dritto. Bello. Io dovevo L'amore. essere la moglie, l'amore, la madre dei figli, e fino alla fine ha voluto me, e poi alla fine ho visto che anche per me era uguale, solo che ero talmente diciamo appagata di questo amore che non riuscivo ad esternare il mio. Sai, che quando cosa- ricevi tanto amore da parte di una Sì. persona, non hai neanche la possibilità di dire Vieni pervasa, "Ti amo no? anch'io". Perché Che bello, però questo è però- meraviglioso. Che cosa sì. si sente di dire magari alle coppie che hanno una difficoltà, no? E che però c'è un sentimento di fondo. Intanto che ascoltino quello che stiamo dicendo. Vedi, pragmatica fino a... Sì. E poi perché bisogna mettere alla prova, ma noi l'abbiamo fatto senza volerlo, non è che ce lo siamo Dice messo a tavolino. No, e dico tu a un certo punto se ricevi molto amore però non hai lo spazio che vorresti avere, Certo. poi magari guardi un altro perché quello ti sfugge, perché succedono anche queste Succede cose. anche questo, poi con una Allora, donna così. Bisogna stare attenti, valutare con intelligenza, con tante cose, insomma uno poi, tu lo senti se una persona ti certo. vuole bene, ti dà la tazza migliore di caffè, cioè piccoli il gesti, pensare. sono le piccole cose, non sono i grandi fiori, i gioielli o cose. Te ne accorgi da queste piccole attenzioni. Anche le persone che hanno fatto per fare carriera, e le capisco, dei matrimoni, anche dei fidanzamenti Un po' combinati. sì, un po' combinati anche con sentimento, non dico che No, debba beh, essere però quello, c'era molta ragione. però da parte nostra non c'era nessun tipo di interessi, no? Certo. Abbiamo fatto 1 + 1 fa 2 e basta. Poi insomma lei pure Sì, insomma, già richiesta, ma lei è stata vicino agli attori più grandi sia internazionali che italiani, attrici, attori. Devo dire sì che la carriera mi ha veramente offerto tanto che io neanche me l'aspettavo. Ho conosciuto tutto il mondo da inviti e anche per lavorare, e quindi ci sono stati dei periodi dove io, parlando bene il francese, perché essendo La Francia le ha regalato moltissimo. era una colonia francese e sono nata in mezzo ai francesi, quindi mi sono trovata
il piatto pronto in situazioni francesi, quindi tutto il periodo della Nouvelle Vague, oltre al neorealismo italiano, ma devo dire che il mio periodo era i francesi. Sono antipatici, è vero? Visto... No, con me sì. Con me sono stati simpatici. E forse sono un po' sciovinisti, forse amano chi ha avuto a che fare con il loro paese. Vero? Sì. Noi italiani siamo più generosi, diciamo, più ospitali, assomigliamo ai greci, a proposito di un'altra mezza greca. Ci parliamo in greco ogni tanto. Sì, ci parliamo in greco, sì, perché parlo ancora il greco? Sì, io parlo il greco perché con mia madre quando sposò mio padre non sapeva l'italiano e lui non sapeva il greco, non so come hanno fatto. Come hanno fatto, però è l'amore che ha dialogato senza... ha trionfato e ha dialogato l'amore. La dolce vita, via Veneto. La dolce vita, io ci sono stata in mezzo, nel pieno. No, ma più che viverla, sono stata un'assistente, una fotografa, perché noi venivamo qui trascinati dai nostri partner. Per esempio Franco girava con Ava Gardner, lei voleva venire da queste parti, quindi noi venivamo con lei per farle compagnia. Humphrey Bogart uguale. Niente, lo dice come se fosse Mario, Carlo, Humphrey Bogart. E poi queste risse che avvenivano, queste lucherinate erano, diciamo, amici. Noi intanto non avevamo cose da nascondere, quindi a noi ci guardavano così. E con Rino Barillari, il paparazzo numero uno. Sì. Lui avrebbe voluto che magari io uscissi con non so chi dice ora faccio la notizia. No, neanche per scherzo. Franco. No, per carità. Lui era romano, ma era peggio del siciliano. Dicono che i siciliani sono gelosi. Lui i romani più. non scherzano. Poi uno quando è geloso è geloso. Certo. Lei è proprio nel salotto della dolce vita. Vorrei che ci salutassimo, perché questo è stato il tempo di un caffè, con magari un consiglio, perché ci sono io vedo tante giovani ragazze che si avvicinano a questo mondo, ma che realmente forse non sanno cosa cercare, no? Come comportarsi, come arrivare, come si arriva a un successo del genere? Io, non avendo fatto la gavetta che fanno tanti attori, veramente non so cosa consigliare, perché sono stata fortunata. Cioè il cinema mi ha catturata e mi ha trascinata. Io non pensavo mai di cominciare a fare l'attrice. Mi sono trovata perché un'amica di mia madre conosceva Dino De Laurentiis, sapeva che De Laurentiis cercava un'ingenua, però ci sono stati dei fatti, i casi, il destino, no? Ecco, in questo caso era il destino che mi è venuto incontro. Però se io mi metto anche nei panni di una ragazza che inizia, secondo me prima di tutto deve essere disciplinata, ubbidiente. Brava. Se la produzione dice una cosa deve rispettare, perché sono soldi che queste persone mettono a disposizione. Quindi delle frasi che non si... Io e Franco siamo sempre stati consapevoli di questo, cioè di non abusare degli altri e fare le star. Ah no, io voglio la macchina grande, voglio stare sola in macchina. Io ne ho questi capricci, dice. Io ho raccontato degli episodi. Il libro è da leggere perché ci sono degli episodi. La macchina che veniva a prendermi e lo sportello era legato da una cordicella. No. Sì, perché era 500. Il figlio di Gino Cervi, Tonino Cervi, che era il produttore, veniva a prendere il produttore a casa mia a prendere me per andare a girare il film. E la cordicella, perché la porta non si chiudeva, l'attaccava sul suo volant e io entravo seduta
Però un giorno che appena arrivata, boom, questo sportello Si è aperto. si è spezzata la corda e ha buttato giù un operatore. Allora tutta la troupe disperata. Figurarsi oggi una cosa del genere. Hanno fatto la colletta per prendere una macchina di seconda mano, chiaramente di terza o quarta, non lo so, perché non potevamo andare in giro con una... Quindi l'umiltà è tanti importante. aneddoti di questo tipo noi potevamo già darci delle arie allora, perché Certo. e siamo diventati famosi, invitati durante tutti i festival, Certo. e ci mandavano in America, da tutte le parti, tutti gratuitamente, grande bello. A me mi regalavano i fiori, io scappavo, no, ma mi correvano dietro negli aeroporti con i fiori che avevo lasciato, perché mi conoscevo, sul serio, sai? L'umiltà. Sì, mi avevano regalato dei fiori. Il rispetto per il lavoro. Il rispetto per il lavoro e l'umiltà. Sì, no, la serietà. Serietà. Bisogna essere seri e responsabili ogni volta che si fa qualunque cosa, non soltanto nel campo, in questo campo, Certo. ma In tutto. so, quelli che timbrano falso e non è giusto, e tu fai del male a qualcuno, insomma. Antonella Lualdi, una grande diva, una grande donna, è un grande onore averla avuta No, con non noi. dica né grande né diva, io sono contenta. Comunque siete molto simpatici, sono Grazie. felice di essere tornata via Un Veneto onore. dopo tanto tempo, e devo dire che questo locale particolarmente è all'altezza di questa bella strada che, diciamolo pure, è stata un po' abbandonata. Tranne questo posto dove ritornerò, venite anche voi, vi aspetto. Grazie Antonella Lualdi. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, saluto anche te, va. Va bene, grazie. C'est la vie. And when you feel your heart is broken, c'est la vie.